sta distraendo tutte le risorse che andavano ai quartieri e in particolar modo questo di Fiera Selvana, dove c'è la pericolosità, l'incolumità eccetera, a favore delle piazze in centro. Privilegiare il centro storico, dimenticandosi dei quartieri fuori mura. L'accusa al sindaco Manildo arriva dall'opposizione a Selvana. Tanti progetti per migliorare il quartiere, alcuni ipotizzati, altri già previsti nel piano di opere pubbliche. Come per una pista ciclabile, ora scomparsa, col risultato che ai ciclisti non resta che pedalare sui marciapiedi. Ha motivato questa scelta a voi? No, a noi non ci vada proprio. Lui va avanti alla Renzi. Così come dire a mali estremi, estremi rimedi. Le opposizioni hanno deciso di allestire nel prossimo fine settimana un gazebo per raccogliere tutte le richieste del quartiere, buche e radici sull'asfalto comprese, come per via degli Alpini, perché a Casugana poi non si dica che non si sapeva. Una persona mi ha chiamato e mi ha detto che è caduta una signora che si è rotta la faccia e allora sono venuto a verificare se questo è vero o meno. Insomma, a Selvana si sentono un po' dimenticati, non solo dal sindaco, ma in genere da tutta la giunta, come per questo tiglio che da tempo sporge sulla strada e che diventa pericoloso quando si incrociano un'auto ed un camion. Io all'assessore ho scritto una bella letterina nella quale chiedevo che venisse levato. L'assessore Michelan ha demandato tutto all'assessore Gazzola perché è lei che tiene il portafoglio. L'assessore Gazzola ha detto ok, però l'albero è ancora là.